Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, venerdì 13 ottobre. Come avevamo anticipato ieri mattina nel nostro articolo Massiccio controllo delle attività al mercato ittico, la Capitaneria di Porto di Chioggia ha confermato con comunicato il coordinamento di un'operazione di ispezione al mercato ittico nella notte tra l'11 e il 12 ottobre. L'operazione ha coinvolto più forze dell'ordine, la sezione operativa navale della Guardia di Finanza, i carabinieri con la motovedetta N85, 805, appunto dei carabinieri, la polizia locale e altri soggetti deputati ai controlli. L'intervento ha portato alla luce alcune violazioni in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità. I dettagli dell'operazione sono emersi dopo settimane di controlli costanti, inizialmente condotti principalmente dalla Guardia Costiera. Sono stati redatti diversi verbali e verifiche nell'ambito di questa operazione straordinaria che ha confermato la necessità di garantire la conformità degli alimenti e il rispetto delle norme igieniche di queste attività. La presenza di un gruppo così diversificato di forze dell'ordine dimostra quanto seriamente le autorità stiano affrontando la questione. Complessivamente sono state contestate 3 violazioni per sanzioni complessivamente ammontanti a 6.000 euro, oltre al sequestro per confisca di quasi 2 quintali di prodotto ittico misto, frutto della pesca a strascico, oltre agli attrezzi ramponi utilizzati. La crisi si fa sentire con forza nel mondo della pesca. Il pescato o manca o è troppo e si vende troppo poco, il gasolio cresce e i soliti problemi che si accumulano. Il tutto fa sì che la marineria provi a cercare escamotage per riuscire a lavorare cercando di non andare in perdita, immettendo meno prodotto sul mercato in modo che la risorsa non vada perduta a poco prezzo e al mercato si riesca ad avere un ricavato non da fame. L'accordo per la categoria dei rapidi era di limitare ulteriormente le giornate di pesca settimanali, portandole a solo 2 anziché le 3 previste. Tutti d'accordo sulla carta, non sulla pratica. Infatti sembra che uno dei pescherecci abbia deciso di propria iniziativa di rompere l'accordo, stilato probabilmente sulla parola, e di uscire in mare una volta di più, forse pensando di farla franca. Ieri sera gli armatori degli altri pescherecci attendevano il rientro di questo colto in castagna. Sarebbe molto importante che la marineria si dimostrasse unita in questo periodo di crisi, in cui serve coesione per farsi sentire nei tavoli che contano, soprattutto quelli europei. Dividi e timpera, disse un saggio, e la categoria dei pescatori che per trovare un accordo ci mette molto, a dividersi invece ci mette un attimo. Latte Bus che ti aspetta all'Open Day. Potrai visitare lo stabilimento di Chioggia e assaggiare il buonissimo gelato e gli ottimi prodotti caseari. Sabato 21 ottobre dalle 10 alle 16:30 le porte sono aperte e alle 10:30 ci sarà la cerimonia di apertura. Sarà un'occasione per conoscere una grande azienda presente da anni nel territorio. L'ingresso è gratuito e potrai usare il servizio navetta dal parcheggio di Ridotto Madonna al parcheggio della chiesa San Michele di Brondolo. Lattebus che ti aspetta all'Open Day, sabato 21 ottobre. Le eccellenze dell'artigianato made in Italy, quale il merletto di Burano e il vetro di Murano, potranno essere riconosciute come indicazioni geografiche protette in tutta l'Unione Europea. Nel corso della riunione di questa settimana del Consiglio Occupazione, Politica Sociale, Salute e Consumatori, gli Stati membri hanno infatti dato il via libera definitivo al regolamento che introduce un sistema di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. La battaglia
in difesa del Made in Italy ha visto impegnata l'onorevole Rosanna Conte fin dall'inizio del suo mandato in Parlamento europeo, in stretto contatto con il territorio, la Regione Veneto e le varie organizzazioni dei settori coinvolti. Per salvaguardare le eccellenze di Burano e Murano è stato essenziale il lavoro svolto con l'assessore comunale di Venezia, Sebastiano Costalonga, con cui si è portata avanti un'azione congiunta che ha dato i risultati voluti. Unica eurodeputata veneziana, non può che essere soddisfatta che sia stato adottato un ulteriore strumento valido per l'Unione Europea per la tutela di queste produzioni locali, basate sull'artigianalità e sulla creazione artistica, troppo spesso soggette a copie e imitazioni che ne danneggiano l'immagine e ingannano il consumatore. L'onorevole conclude sostenendo che si tratta di settori per i quali è fondamentale assicurare una continuità attraverso l'agevolazione e la formazione di figure professionali, quadri, merlettai e vetrai, in grado di imparare e tramandare a loro volta questi mestieri storici e tradizionali che altrimenti potrebbero andare persi in breve tempo. In via Vespucci al Civico 130, sabato 14 ottobre, apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari Android ed Apple e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940. Il 18 ottobre si celebra la giornata mondiale per la menopausa e per l'occasione l'ospedale di Chioggia si apre alle donne. Con l'allungamento dell'aspettativa di vita, in media una donna trascorre oggi circa 30 anni della propria vita in menopausa, un lungo periodo in cui una corretta informazione, un'attenta prevenzione, un'adeguata terapia ormonale sostitutiva, se necessaria, possono contribuire significativamente a migliorare con un impatto positivo sulle malattie croniche degenerative. L'equipe del reparto ostetricia e ginecologia, diretto dal dottor Bergamini, organizza un ambulatorio dedicato alle problematiche della menopausa, in cui saranno accolte gratuitamente le donne che prenoteranno l'accesso dalle 8:30 alle 13. Coordinati dalla Fondazione Onda, gli ospedali con il bollino rosa offriranno servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi. Obiettivo dell'iniziativa è sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l'osteoporosi e le demenze. I servizi offerti dai vari ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni sulle modalità di prenotazione. Per prenotare a Chioggia occorre telefonare allo 041 5534 471 nelle giornate di venerdì 13, lunedì 16 e martedì 17 ottobre dalle ore 9 alle 11 fino ad esaurimento delle disponibilità. Allora, qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto. Direi una giornata storica, perché a 100 anni dalla costruzione della conca, oggi la conca è stata completamente riqualificata, è stata automatizzata, è stata messa in collegamento con gli operatori di Cavanella d'Adige, che per conto di Infrastrutture Venete gestiscono le conche e permettono ai nostri operatori turistici di poter navigare lungo i nostri fiumi, lungo i nostri canali e di far visitare le nostre terre a tantissimi turisti. Un investimento importante di 1 milione di euro che darà tanta soddisfazione a questo meraviglioso territorio.
L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, sezione Otilla Montipugno di Chioggia, organizza per domenica 22 ottobre un appuntamento per rendere omaggio alla memoria dei partigiani Vittorino Boscolofiore, Vittorio Chiozzotto e Giuseppe Campaner, recandosi al cippo che ne ricorda il martirio in località Le Zennare. Caduti in battaglia durante la guerra di liberazione del 1944, se ne commemora il 79° anniversario. L'appuntamento è in Campo Marconi, davanti al Museo Civico, domenica 22 alle 9:15, in modo da potersi trovare al cippo per le 10, ora in cui è prevista la sentita cerimonia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 13 ottobre, è la farmacia Al Redentore, in Corso del Popolo a Chioggia, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo il sito chioggiaazzurra.it. Ciao a tutti! Alla cartoleria Pegaso di Chioggia trovi tutto per la scuola e la cancelleria più sfiziosa e personale disponibile per fare il tuo speed e fornirti assistenza per i tuoi biglietti d'auguri personalizzati e i biglietti da visita e i menù e tanto altro. Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia. Ci trovi su WhatsApp al 328 635 7832.